Sono le prime ore qui in piazza Cavour dove è iniziata questa campagna di prevenzione cardiologica e già stiamo vedendo una grande affluenza. Ricordiamo che l'evento durerà nella giornata di oggi, domani, fino a domenica. Ecco, dottore, ci faccio un po' un sunto di questa vostra attività odierna e degli altri giorni. Sì, dalle prime ore del mattino, già dalle 8:30 siamo qui, abbiamo già decine e decine di persone che attendono di essere visitate e di essere valutate per quanto riguarda i loro fattori di rischio cardiovascolari, che ripetiamo essere quelli che noi andremo a valutare: la pressione arteriosa, il peso, la presenza o l'assenza di diabete, i livelli di colesterolo. Faremo un elettrocardiogramma e una visita cardiologica per stabilire il rischio cardiovascolare, quindi di eventi cardiovascolari nei prossimi 10 anni in base alle tabelle di rischio globale cardiovascolare. E noi chiediamo a tutta la popolazione, visto che gli eventi di screening e di prevenzione sono purtroppo rari in Italia, chiediamo di affluire numerosi durante queste giornate che fortunatamente vedono un bel tempo il fine settimana concomitante. Noi vi aspettiamo qui in piazza Cavour giorno 3, 4 e 5 ottobre. Quindi questi esiti che voi raccogliete, ecco cosa ne farà il paziente? Con gli esiti che noi raccogliamo, il paziente avrà contezza di quello che è il suo rischio cardiovascolare e lo inviteremo e daremo anche dei suggerimenti per attuare quelle strategie di prevenzione che vanno dallo stile di vita a delle terapie, a delle visite cardiologiche di livello superiore con degli esami specifici, per cercare di tenere a bada o abbattere i fattori di rischio che noi riscontreremo nell'ambito di queste giornate di prevenzione. Dottore, mi scusi, quali sono i maggiori fattori di rischio? I fattori di rischio cardiovascolari maggiori sono l'ipertensione arteriosa, la dislipidemia, tra cui anche l'ipercolesterolemia, il sovrappeso e l'obesità, che adesso è entrata a far parte ufficialmente dell'elenco delle malattie, quindi è considerata come una vera e propria malattia.